Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Natale più vicino e prezzi dei voli proibitivi per gli studenti fuori sede. L'allarme di Confcommercio, grave danno per il turismo sull'isola. Catania, detenuto per spaccio ma stranamente attivo sui social. Il cantante neomelodico Nico Pandetta rompe il silenzio dal carcere e denuncia di essere ingiustamente trattato come un mafioso. Baby gang e risse tra giovanissimi a Catania con le ragazze protagoniste. L'ultimo scontro sabato sera tra via Etnea e piazza Stesicoro. 3 feriti e 3 identificati. Caltanissetta salta e viene rinviata al 13 novembre per un mancato collegamento internet con Bucarest. L'udienza per l'estradizione di Filippo Mosca e Luca Cammalleri. I 2 giovani nisseni sono detenuti per droga in Romania in condizioni disumane. Giornata delle Forze Armate, cerimonie anche in tutta la Sicilia con una grande presenza di giovani. Calcio, il Barbera torna tabù per il Palermo, scivolone dei rosanero battuti dal Cittadella 1-0. Serie C, pareggio senza reti nel derby tra Catania e Messina, tanti sprechi per i rossazzurri contro i giallorossi che fanno muro, seconda sconfitta consecutiva per il Trapani che cade a Giugliano. Ancora ben trovati, mancano 51 giorni al Natale ed ecco nuovamente si riparla di caro voli per quanto riguarda le tratte nazionali da e verso la Sicilia. Prenotare un viaggio festivo con un mese e mezzo di anticipo per gli studenti fuori sede è davvero già proibitivo. Ci fa il punto Desiree Ferlito. Natale sempre più vicino e puntuale, come sempre il caro voli nelle tratte nazionali da e verso la Sicilia si ripresenta. I prezzi sono già alle stelle e si prevedono ulteriori aumenti da qui al 21 dicembre. Prenotare il viaggio festivo con un mese e mezzo di anticipo per gli studenti fuori sede è già proibitivo, per non parlare delle ripercussioni sul turismo, come evidenzia Confcommercio. Questa barriera di costi penalizza fortemente il settore, che così si deve accontentare solo del turismo bordi e fuggi con una scarsa capacità di spesa. Ma facciamo qualche esempio. Inseriamo su un motore di ricerca un volo di andata e ritorno con tratta Milano-Catania dal 21 dicembre al 6 gennaio. Come vedete i prezzi sono già altissimi, in alcuni casi superano i 600 euro, senza l'aggiunta del bagaglio e i costi di assicurazione. Notevole la differenza se invece inseriamo sul motore di ricerca una qualsiasi data nel mese di novembre. La differenza è superiore all'80%. I residenti in Sicilia potranno contare sul bonus voli istituito dalla Regione, che prevede il rimborso del 25% del prezzo del biglietto sulle tratte nazionali. La misura viene confermata anche quest'anno e ci sono fondi in più che potrebbero portare lo sconto al 30% sui voli di Natale. Lo sconto maggiore porterebbe il costo medio del biglietto a 420 euro circa, che non è di certo un affare. Cantante neomelodico Nico Pandetta, detenuto per spaccio di droga, dal carcere denuncia di essere trattato come un mafioso, ma ci si chiede come sia possibile che pubblichi il suo sfogo sui social. Luca Ciliberti. Uno sfogo diretto sui social, dove il suo seguito è ancora numerosissimo, quasi 1 milione di follower. Lamenta un trattamento carcerario a suo modo di vedere ingiusto, un post in cui denuncia di essere trattato come un mafioso e messo in isolamento. La firma del post è quella di Nico Pandetta, non un nome qualunque, ma quello di un noto cantante trap neomelodico, nipote del boss ergastolano Turi Cappello, che non dovrebbe e non potrebbe comunicare con l'ampia platea dei social, visto che oggi è rinchiuso nel carcere di Favignana. Nico Pandetta sta scontando una condanna a 4 anni di reclusione per spaccio di droga ed evasione, alla quale si è aggiunta un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per la rissa davanti alla discoteca Vecchia Dogana di Catania. I suoi legali, gli avvocati Maria Chiara Monte e Salvatore Pace, ritengono le sue richieste legittime e previste dall'ordinamento penitenziario, non essendo detenuto per reati ostativi. Aggiungono che il loro cliente in 2 anni è stato trasferito in più penitenziari senza mai tenere conto di preservare la vicinanza e i legami familiari.
Incuriosisce però come Pandetta sia in grado di comunicare all'esterno nonostante il regime di reclusione. Quella storia su Instagram non è isolata, basta navigare sul suo profilo per vedere ad esempio la foto di una cella che riprende la zona d'aria dietro le sbarre, le immagini dei suoi trasferimenti dal carcere verso il tribunale o in un'aula durante le udienze. L'avvocato Chiaramonte spiega che i post sono gestiti dallo staff e dal manager che gli curano i canali social. Per l'utente comune ovviamente questo passaggio non è chiaro e il risultato confonde e lascia tanti dubbi sulle regole e sulla gestione del regime carcerario. Al momento il cantante potrebbe tornare in libertà, salvo sorprese, tra circa un anno. La movida violenta a Catania, baby gang in azione, risse tra giovanissimi con tante ragazze che non si tirano indietro e sono protagoniste. L'ultimo scontro sabato scorso durante la movida appunto cittadina tra via Etnea e piazza Stesicolo. Sentiamo Eva Spampinato. Visto che c'erano 2 pattuglie dei carabinieri e un'ambulanza. Un normale sabato sera in via Etnea a Catania. Una passeggiata, un selfie, limone e sale e una rissa. Come mostra uno dei tanti video che girano su TikTok e documentano l'insana abitudine del sabato sera catanese. L'ultima scazzottata è avvenuta 2 sere fa, secondo le testimonianze di alcune commesse di un negozio all'angolo con piazza Stesicolo tra le 20:30 e le 21, quando le ragazze stavano chiudendo le saracinesche per rincasare. Abbiamo notato ambulanze, polizia, carabinieri, dei ragazzi che erano messi là, ragazzi sia maschi che femmine. Le femmine inoltre erano molto peggio dei ragazzi. Pare che la rissa sia scoppiata per uno sguardo di troppo, una tagliata, occhiata, non gradita da un gruppo di bulli e bulle, tutti minorenni, che stavano passando da qua. Era più o meno qua, c'era un'ambulanza e più pattuglie della polizia. Il ragazzino preso di mira si è rifugiato in piazza Stesicolo vicino ad un noto fast food, ma è stato raggiunto dal branco di circa 20 persone che hanno incominciato ad alzare le mani, calci, pugni, spintonate. Un ragazzo ha sbattuto la testa e altre 2 ragazze sono rimaste ferite. È intervenuta una volante della polizia alla quale sono seguiti i rinforzi e poi l'identificazione di 3 bulli, 2 ragazzine e un ragazzo, tutti tra i 14 e i 16 anni. Spesso queste risse scattano con pretesti inesistenti e solo per ingannare il tempo, se non addirittura per moda. Allora, io faccio l'educatore in una scuola, diciamo, di formazione professionale dove praticamente tratto i ragazzi dai 14 anni ai 20. Cercano il pretesto per litigare, dei loro obiettivi per uscire, cioè escono per litigare. Con l'intervento delle forze dell'ordine la folla si è dispersa, ma si aspetta solo il prossimo sabato sera per tornare a fare i tafferugli della movida. E sempre a Catania, un uomo alla guida di un'auto appena rubata è stato arrestato la notte scorsa dalla polizia al termine di uno spericolato inseguimento per le vie del quartiere di San Cristoforo. Il ladro ha sferrato calci e pugni agli agenti che lo hanno bloccato mentre tentava di fuggire a piedi dopo aver abbandonato l'auto che poi è stata restituita al legittimo proprietario. Il caso adesso di Filippo Mosca e di Luca Cammalleri che sono detenuti che devono scontare 8 anni e 3 mesi nel carcere di Bucarest. Oggi era prevista l'udienza a Caltanissetta per la richiesta di estradizione, nulla di fatto per un mancato collegamento e l'udienza slitta al 13 novembre. Sentiamo Rita Cinardi. Si sarebbe dovuto decidere sull'estradizione dei 2 giovani nisseni Filippo Mosca e Luca Cammalleri, detenuti in Romania dal 3 maggio 2023, data in cui furono arrestati per traffico nazionale e internazionale di stupefacenti, ma alla fine l'udienza in Corte d'Appello a Caltanissetta è saltata per un problema con il collegamento in videoconferenza. I familiari di Filippo e Luca questa mattina erano arrivati al Palazzo di Giustizia carichi di speranza, ma con il passare delle ore i loro volti si sono oscurati. Alla fine la speranza ha lasciato spazio all'amarezza. L'udienza è stata rinviata per un mancato collegamento. Il rinvio farà molto male a Luca e a Filippo e anche a noi familiari questa attesa, perché quello per cui stiamo lottando è l'attesa, contro cui stiamo lottando è l'attesa. E quello che speriamo è un rientro veloce di Luca e Filippo che sono in condizioni proprio estreme mentalmente, e ad oggi accettare questo è davvero molto difficile, sono molto deluso da questo.
Filippo Mosca e Luca Cammalleri sono detenuti in Romania dal 3 maggio 2023. I due giovani erano stati arrestati dopo che una terza ragazza, che era in loro compagnia, si era fatta recapitare un pacco nell'albergo dove stavano trascorrendo le vacanze, al cui interno, invece di cosmetici, la polizia aveva trovato 150 grammi di droga. Nonostante la terza imputata si era assunta la piena responsabilità dell'accaduto, i due nisseni sono stati condannati a 8 anni di carcere, dei quali hanno già scontato 1 anno e 6 mesi, prima nel carcere di Costanza per poi essere trasferiti a Bucarest, dove si trovano tuttora detenuti. Il grido di allarme dei parenti delle vittime di mafia sulle recenti scarcerazioni dei boss. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, dice: sono venute a scadenza le cambiali della trattativa Stato-mafia. Sentiamo Lorena Dolci. Permessi premio e termini di custodia cautelare scaduti, così escono dal carcere storici capi mafia, tra loro anche fedelissimi di Messina Denaro. L'ultimo in ordine di tempo è stato il boss mafioso palermitano Ignazio Pullarà, uscito dal carcere per un permesso premio di 15 giorni. Le scarcerazioni, legittime per gli avvocati a norma di codice, preoccupano i parenti delle vittime di mafia. Sono venuti a scadenza e stanno per essere pagate quelle cambiali che sono state contratte nel corso di quella trattativa Stato-mafia, che benché dal punto di vista dei processi penali si sia concluso con delle assoluzioni, perché purtroppo il principio è questo, che lo Stato non può processare se stesso, però quella trattativa sicuramente c'è stata. Nei giorni scorsi Borsellino e altri familiari di vittime di stragi hanno ribadito la loro urgenza di verità dal Palazzo del Senato, criticando l'approccio della Commissione Nazionale Antimafia. Queste stragi invece debbono essere viste nel loro insieme, non si può isolare l'uno dall'altro, e per giunta restringendo i motivi di indagine sulla strage di Via d'Amelia a quel dossier mafia a parti, che non può essere assolutamente l'elemento scatenante e accelerante della strage di Via D'Amelio. Preoccupato per le scarcerazioni è anche Nino Morana, nipote del poliziotto Nino Agostino, che continua da attivista di Libera le battaglie del nonno Vincenzo. Bisogna stare attenti, lo dico anche in qualità di giovane attivista, che non si riformuli la cupola di Cosa Nostra forte come era negli anni 70 e negli anni 80. E anche negli anni 90, che non si riformuli quel clima di terrore che io non ho vissuto per motivi anagrafici, ma che hanno vissuto perfettamente i miei nonni e i miei genitori. A Palermo, ennesimo furto nel fine settimana nella scuola Falcone allo Zen, che è stata chiusa per mancanza di condizioni di sicurezza. I ladri hanno rubato i cavi di rame degli impianti nell'istituto. Alla riapertura della scuola, dopo il ponte di Tutti i Santi, il personale ha provato ad attivare la corrente elettrica senza però riuscire. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco per la celebrazione in tutta la Sicilia della Giornata delle Forze Armate. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, l'Italia celebra l'unità nazionale e le forze armate, le cerimonie in tutto il paese, naturalmente anche in tutta l'isola, dove è stata molto elevata la presenza dei giovani. Vi mostriamo le celebrazioni oggi a Siracusa. Francesco Aloi. L'alzabandiera prima, la deposizione della corona di alloro dopo. Il 4 novembre si celebrano le forze armate. L'Italia ricorda chi ha lottato per la patria. Cerimonie da nord a sud. Qui siamo a Siracusa. Per le istituzioni è importante questo giorno, ma è importante l'impegno, cioè quello di far comprendere ai giovani come nel 2024 si sia arrivata all'unità di questo paese. E sono proprio loro, i giovani, che diventano quasi i protagonisti della giornata. Come dice il capo dello Stato Mattarella, le giovani generazioni devono percorrere la strada dell'impegno per la difesa dei valori della Costituzione. Ma 4 novembre significa anche caserme aperte. Qui i più piccoli scoprono la Guardia di Finanza, facendo anche qualche giochino. Il giochetto è spiegare ai bambini che per andare in gita scolastica ognuno di loro deve mettere un soldino di cioccolato.
noi selezioniamo un bambino che ovviamente farà l'evasore fiscale in questo caso, e quindi alla fine della dimostrazione verrà fuori che non ci sono abbastanza soldini per pagare la gita. E poi ci sono le vetrine delle vie dello shopping a tema. Mi ha incuriosito, infatti sono venuto a guardare. È una bella iniziativa che hanno messo adesso in atto da poter far vedere a tutti. La crisi idrica all'autunno non cambia lo stato delle cose, continuano a patire la sete le province di Agrigento e Caltanissetta, che mercoledì faranno un sit-in davanti a Palazzo d'Orléans a Palermo per invocare un incontro con il presidente Schifani. Il servizio è di Adelaide Barbagallo. La penuria d'acqua continua ad esasperare i cittadini. Sul piede di guerra associazioni e residenti delle province di Enna, Agrigento e Caltanissetta, che mercoledì saranno davanti a Palazzo d'Orléans a Palermo per chiedere un incontro con il presidente della regione siciliana Renato Schifani, dal quale si attendono risposte sulla crisi idrica. È arrivato l'autunno e nulla è cambiato. Nel palermitano ai vecchi problemi se ne aggiungono addirittura di nuovi. Da oggi e per una decina di giorni sarà fuori servizio l'acquedotto Presidiana. Resteranno a secco quasi i comuni di Campofelice di Roccelle e la zona industriale di Termini Imerese per la riparazione di una tubazione colabrodo. Si continuano a cercare soluzioni per mitigare la grande sete a Caltanissetta, dove l'acqua viene distribuita ogni 6 giorni. Presto in città arriveranno 12 silos da 10.000 litri ciascuno, da utilizzare nei casi di necessità. Poco chiaro come i cittadini potranno servirsene. Sui social si parla di tessere dell'acqua, ma il sindaco Walter Tesauro smentisce e dice che darà informazioni in merito nei prossimi giorni. Ad Agrigento l'acqua che manca nelle case continua a disperdersi per strada, uno sfregio insostenibile. Nel quartiere Fontanella i tecnici sono alla ricerca del guasto. Nella città dei Templi i turni di distribuzione sono tuttora di 2 settimane e continua ad oltranza davanti al comune il presidio del Codacons. Sono tutti in attesa di risposte chiare e certe da parte della regione. Adesso cambiamo decisamente argomento e vi facciamo vedere il cannolo da Guinness dei primati a Palermo. È lungo oltre 30 metri, ha superato il record del cannolo di Caltanissetta, che lo ricordiamo invece aveva la lunghezza di 21 metri. Marco Gullà. Quello che vedete è il cannolo più lungo al mondo. A Piazza Verdi, di fianco al Teatro Massimo a Palermo, una squadra di pasticceri ha battuto il record realizzando un cannolo siciliano di oltre 30 metri. Il record precedente di 21 metri era detenuto dalla città di Caltanissetta. Un'impresa che ha richiesto giorni interi di lavoro e più di 4 ore per l'intera farcitura della cialda. Un'iniziativa che ha radunato numerosi passanti che al termine della realizzazione hanno potuto degustare un cannolo da Guinness World Record. E alla domanda quanta cialda ci è voluta, questa è la risposta. Siamo sui 30 metri, siamo intorno ai 50 pezzi che abbiamo fatto dei pezzi conici in modo che si possano incastrare l'uno tra l'altro. Abbiamo cercato di tenere la nostra artigianalità in tutto e per tutto. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare il capo, quindi che ben vengano tutte queste iniziative con l'ambizione di portare più gente possibile al capo. Alla fine assaggio anche per il sindaco Roberto Lagalla e applausi per il cannolo da record. Noi ci fermiamo ancora, subito dopo il calcio cominceremo con il Palermo sconfitto in casa dal Cittadella. A tra poco. Siamo al calcio, delusione e amarezza per i tifosi del Palermo al Barbera. Infatti ieri ha vinto il Cittadella con il gol di Pandolfi e la vetta si allontana. Marco Gullà. Luca Pandolfi è senza dubbio la bestia nera del Palermo. Ai rosanero ha segnato 3 gol e tutti e 3 nei secondi finali di match. L'ultimo lo ha realizzato ieri al Barbera al 92esimo, quando ormai lo 0-0 tra Palermo e Cittadella sembrava scritto in calce. Non è stato così. I rosanero ancora una volta beffati al termine di una prestazione dai 2 volti. Sprint nel primo tempo con alcune occasioni fallite da Insigne, sottotono nella ripresa con la foga che è andata a scapito della precisione. Una partita che è difficile da commentare, però dobbiamo metterci la faccia ed essere molto arrabbiati, perché quando fai una prestazione del genere nel primo tempo sei 0-0 e il secondo finisce 1-0 per gli altri, ora
al computo di occasioni create, sbagliate, di episodi sfavorevoli, diciamo così, la partita la devi vincere per quello che hai fatto. Un rigore non assegnato, ma il Palermo ancora una volta ha peccato di poca concretezza sotto porta, le migliori occasioni capitate sui piedi di Insigne. È stata una partita strana, una partita dove abbiamo creato tanto, però purtroppo non abbiamo portato a casa la vittoria. Però abbiamo provato a giocare, ci siamo riusciti a tratti, però pure non siamo riusciti a portare a casa il risultato, però siamo contenti della prestazione. Sugli spalti anche Fabrizio Miccoli, poi i fischi a fine partita. I tifosi rosanero gridano meritiamo di più. La vetta si allontana, ma probabilmente questo Palermo non è idoneo per giocarsi la promozione diretta. Venerdì rosanero a Frosinone. Adesso alla Serie C si è chiusa a reti inviolate il derby fra Catania e Messina per i rossazzurri che hanno sprecato tantissimo in attacco, il segno di una evidente frenata. Per i giallorossi invece un punto positivo dopo le ultime due pesanti battute d'arresto. Marco Carli. Un punto a testa ma dal valore diverso per Catania e Messina. I numeri parlano di una frenata evidente da parte dei rossazzurri, 3 punti nelle ultime 4 partite. Una frenata arrivata con modalità diverse dopo la prova incolore con Latina e una gara interlocutoria con la Turris. Col Messina il Catania ha creato tanto finalizzando nulla. Merito di Krapicas, migliore in campo dei giallorossi, demerito degli avanti rossazzurri capaci di sprecare l'inenarrabile. Questo errore di Montalto a pochi minuti dalla fine a porta vuote con il Messina in 10 è l'immagine della partita e del momento rossazzurro. E torniamo ai numeri: 15 gol in 13 partite, pochi per chi ha ambizioni da primato. Alla fine arrivano i fischi. Quando giochiamo in casa, la gente che gioca contro il Catania fanno tutti la partita della vita e noi però dobbiamo essere più svegli rispetto agli altri. Ci sta mancando qualcosa e oggi, diversamente dalle ultime 2 partite, 3 partite, abbiamo dimostrato che sappiamo arrivarci in porta, però poi abbiamo sbagliato tanto. È indubbio che il mercato estivo, prima lanciato, poi stoppato e infine ripreso per i motivi arcinoti, un peso lo ha avuto soprattutto nella costruzione del reparto offensivo. Toscano guarda al presente e anche al futuro. Noi per quello che creiamo stiamo realizzando poco, quello sì. Io dico sempre ragazzi, bisogna essere positivi e guardare avanti con fiducia, perché prima o dopo il vento cambia, la ruota gira, però devi insistere. In casa Messina Modica, criticato nell'ultimo periodo e silente nel post partita, raccoglie un punto importante, soprattutto anche per merito del suo portiere e dell'imprecisione dei rossazzurri, un clean sheet, il primo stagionale in trasferta dopo 9 gol subiti nelle ultime 2 partite. Un passo avanti, un brodino per una piazza che resta in contestazione aperta nei confronti della proprietà. Momenti di riflessione in casa Trapani dopo la sconfitta di Giuliano. Scricchiola la panchina di Aronica, Franco Cammarasana. Momenti di riflessione in casa Trapani dopo la sconfitta di Giuliano. Doveva essere la gara del riscatto dopo lo scivolone di mercoledì ad opera dell'Avellino, ed invece la squadra granata si è resa protagonista di una prestazione poco convincente, involuta sul piano del gioco rispetto al primo tempo della gara con l'Avellino. A complicare le cose gli infortuni di Valietti e Zuppel, che hanno costretto il Trapani a giocare in 10 dal 70° in poi. La classifica intanto rimane ferma, anche se le altre non è che corrano tanto. Il Trapani però nelle ultime 6 partite ha racimolato soltanto una vittoria e poi 3 pareggi e 2 sconfitte, troppo poco per una squadra ambiziosa. Oltre che dei risultati, il presidente Antonini si è detto non soddisfatto anche di alcune scelte operate dal tecnico Aronica, confermato dopo la gara con l'Avellino, ma la cui panchina appare tutt'altro che solida. Molto probabilmente sull'attuale situazione del Trapani stanno pesando le decisioni di Antonini di scommettere prima su Torrisi e poi su Aronica, allenatori bravi ma senza esperienze pregresse in Serie C, e di aver costruito un organico forte solo in parte dei giocatori messi sotto contratto. Adesso è giunto forse il momento di tirare le somme di ciò che è stato.
Approfondimento sul calcio siciliano, dunque su queste ultime giornate di campionato giocato dalle 3 siciliane, nel consueto appuntamento del lunedì dopo il nostro telegiornale, anteprima corner, in studio Angelo Gagliano, e sempre Angelo Gagliano sarà la conduzione dell'appuntamento con Corner questa sera in prima serata, tutto dedicato al Catania e dunque al derby di ieri. Sicilia 24 torna alle ore 19, da parte mia a tutti un buon proseguimento di giornata.